Eccoci qua cari amici, siamo dalla fiera di Padova, 22 ottobre del 2022, abbiamo qua il nostro amico Renatone. Ciao carissime amiche, ciao carissimi amici, gustati la sorpresina. Avremo qua traccia di vecchia Citroen. Marvin? Coperta, È spettacolo, guarda Marvin. La piccola traccia, noi raccogliamo al volo prima che venga da e poi abbiamo qua un'auto francese che però non ci esponiamo, lasciamo in mano agli esperti, vai sulle targhette davanti e laterali, perché è meglio non dire cose sbagliate che... Eccola qua. Chiaramente siamo questa non la conosciamo, a dire la verità, cioè assolutamente no, siamo sinceri. Lasciamo qua la parola al nostro amico Max, grande intenditore di quasi tutte le auto del mondo. Qua siamo curiosi, quindi a te la parola, Massimiliano. Saluto anche Antonio, che magari sa anche lui. Eccola qua, Fiera Auto d'Epoca Padova. Questi fanali ci ricordano un po' così la Fiat 1100. E poi Renato, a questo punto abbiamo qua un'altra auto particolare, targata a Roma, vuol dire salutiamo la nostra amica Alessia e il suo papà. Eccola qua. E siamo su una Fiat 600 multipla, targata a Roma Marvin, spettacolo, te la apro. E mi sembra che, non so se, eccola qua, è una sciata, carrozzata sciata, Marvin, Eccoci qua, amici appassionati di auto d'epoca, abbiamo qua una bellissima Marvin. Fiat 600 multipla sciata. Guarda qua. Che spettacolo amici. Mamma mia. Mamma mia. Molto spaziosa, veramente anche questa. Qua andiamo al mare Marvin. Anche questa chiaramente. Qua andiamo al mare Marvin. Un mino da suore anche questa, sì, andiamo tutti in convento, in clausura Marvin, qua, ma vale la scotta pena. davanti. Che spettacolo Marvin, che spettacolo, credimi. Ecco qua, Renato insomma un bel pisolino lo faresti, sì Marvin, siamo stanchi morti, si suda, 22 ottobre, ma credetemi è caldo, però sempre nel mondo del vintage, grazie al Marvin. Eccoci qua, grazie cari amici appassionati di auto storiche, vi ho fatto vedere questa Fiat 600 multipla sciata e poi andiamo qua Renato sulla chiusura, poi abbiamo una Fiat, anch'essa targata a Roma, bellissima. Che spettacolo Marvin, questo c'è il modello, questo che modello è quello? 1400 Fiat 1400, la targa Marvin è bellissimo, fenomenale, bellissimo. Eccoci qua, appassionati di auto storiche. Che poi esteticamente da fuori, dimmi Massimiliano se non sto sbagliando, 1400 e 1900 erano molto simili, Massimiliano. Ma infatti è quello che io dico, alle volte ci si sbaglia proprio per quello. No, è spettacolare questo 1400. Eccoci qua, appassionati di auto storiche, guarda qua il dettaglio. Che spettacolo Marvin. Portacenere qua, Mamma mia, che spettacolo Marvin. Guarda mo se si può aprire qua, ce la fai aprire? No. Vabbè dai, eccola qua, dai. Aspetta. Ci vuole l'ingegneria qua, eccola certo. qua. Questa era una grandissima macchina a fine anni 50, credetemi. Veramente bella, veramente bella. Un conto è prendere in mano il modellino, un conto è vederla dal vivo Marvin, credimi, questa Fiat 1400 è spettacolare, questa era una macchina da gran signore all'epoca, senti che roba. Eccoci qua, vecchio Renato, auto d'epoca. E poi a questo punto dai, fai anche queste, qua abbiamo una balilla qua. Ho fatto anche la 1000 miglia. Come si chiama? Mamma mia che bellissimo, bella, spettacolare. Però il modello non lo sappiamo il numero. Anche il modellino, però sei andato sul cruscotto. Con questa prendi e vai al mare, che è ancora caldo. Vai al mare e ti diverti. Ti diverti. Eccola qua, carrozzata così. Che serie è questa? 500? Non so.
Vabbè, dai, non c'è problema. Non lo so. Ragazzi, con questo vi saluto, ci pensa il nostro amico Max, perché io conosco sempre la Balilla, la 508, ma vedrei che secondo me è un altro modello questa. O no, Renato? Certo, abbiamo finito anche questo filmato. Dalla fiera di Padova qua vi saluto, viva Renato e niente, insomma. Fai la chiusura Renato. Faccio la chiusura del filmato, io prendo e vado. Dai! Eccoci qua. Parte, amici. Dai, no! Ciao a tutti da Renato. E alla prossima. Te ne vai? Se ci entra. Ce la fai entrare? Perché insomma le suore so che ci entravano, te insomma. E si parte. Ciao amici e ciao amiche. Ciao carissimo. Ragazzi, un saluto dalla Fiera Auto d'Epoca a Padova, agli amici del canale, ciao a tutti da queste tracce casarecce di Marvin Tour. Ciao.